Edifici storici o semplicemente datati, di certo immagini di comuni dalle casse sempre più povere. Da Castelfranco a Villorba, puntelli negli uffici municipali. Nel capoluogo della Castellana si è sfiorata tempo fa la tragedia con il crollo del soffitto della segreteria. A Villorba invece il consiglio comunale si riunisce in una sala che assomiglia a un cantiere. I soffitti stanno cedendo, quindi li abbiamo messi in sicurezza ancora prima dell'estate e stiamo già provvedendo un pezzo alla volta a sistemarlo. In primo luogo ci interessa garantire la sicurezza di chi in municipio lavora. Senta, ma lavorare con i puntelli di fatto nelle stanze? È meglio che con i calcinacci in testa. Qui nessun cedimento improvviso, come invece si è verificato a Castelfranco. Mi spiace per il collega Marcon che ha dovuto vivere questo momento. Noi siamo stati più fortunati perché i primi segni di cedimento li abbiamo avuti nel garage e quindi siamo corsi ai ripari. Intervento in corso da 200.000 euro e altri ne seguiranno per adeguare l'intero edificio anni 70 e le vicine ex scuola Pastro. Una spesa da circa 800.000 euro. A Castelfranco la struttura è stata per ora solo messa in sicurezza. Laddove il crollo si era verificato abbiamo ripristinato, è stata fatta un'indagine dove sono stati messi in evidenza dei punti più critici, lo scalone d'entrata ad esempio è stato messo in sicurezza per andare a prevenire crolli.